Eccoci all'appuntamento con Focus Attualità, continua il nostro viaggio negli ospedali. Oggi le nostre telecamere sono a Trebisacce, un ospedale chiuso. A suo tempo vi furono tante manifestazioni, i cittadini protestarono tantissimo perché è stato chiuso un presidio importante in un'area che è una zona di frontiera, di confine della regione Calabria, e questi cittadini dove dovevano andare per farsi curare? Però nonostante le proteste, nonostante ci fosse anche una sentenza del Consiglio di Stato, dice, apriamo, però ancora niente. Adesso pare ci sia tutto pronto per aprire questo ospedale, però ancora è lì che aspetta. Noi siamo collegati, c'è Giuseppe Greco con noi collegato. Giuseppe, mi senti? Sì, direttore, la sento benissimo, buon pomeriggio a tutti. Ecco, buon pomeriggio. Senti Giuseppe, cominciamo subito con il racconto del sindaco che ci fa di questo ospedale. Il sindaco è un primo cittadino che si è battuto molto, ha davvero, come dire, organizzato anche la protesta, è andato ovunque, ha chiesto a Roma, a Catanzaro, all'ASP di Cosenza, ovunque. E quando sembrava ormai quasi affievolirsi quel lumicino della speranza, qualcosa è intervenuto e le cose potrebbero cambiare. Ce lo fai raccontare da lui? Sì, è vero direttore, qui vicino a me il sindaco, un sindaco battagliero come diceva lei, tanti incontri, tante proteste, fra l'altro domani avrà l'incontro con il ministro Speranza ed è qui che partiamo proprio da Trebisacce con il sindaco Munno in diretta per un racconto, ci chiedono dalla redazione un racconto di questo ospedale, la storia di questo ospedale. Beh, la storia di questo ospedale ormai è una storia infinita, è iniziata nel 2010 con il decreto Scopelliti, il decreto 18 che determinava la chiusura. I cittadini di Trebisacce hanno alzato le barricate, hanno occupato strade, il decreto di chiusura è stato impugnato prima davanti al TAR e poi l'abbiamo fatto noi davanti al Consiglio di Stato, dove c'è stata la famosa pronuncia con la sentenza 2151 del 2016 che ha sancito la nullità del decreto 18 del 2010 proprio nella parte in cui prevedeva la chiusura del nostro ospedale. Ma la cosa più bella e più aberrante poi per certi versi è che dopo qualche mese è stato emanato anche il decreto 64 del 2016 del commissario ad acta per il rientro del piano sanitario in Calabria, l'ingegnere Scura, che prevedeva l'istituzione dell'ospedale di zona disagiata e che dopo 3 anni, sebbene ci siano 2 provvedimenti, uno giurisdizionale e uno amministrativo, ancora non siamo riusciti ad attivare tutti i servizi previsti nel decreto Scura 64 del 2016, ma non si è riuscito a ristabilire neanche l'ospedale così come doveva essere a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato del decreto 18 del 2010. Siamo ad oggi con tanti problemi irrisolti, con i servizi che sono rimasti, che sono dei servizi precari, perché ormai sappiamo tutti come combinata la sanità in Calabria, con la mancanza di personale, con la mancanza di risorse, con la mancanza di infrastrutture obsolete, vecchie, che necessitano di interventi di ripristino, e sotto questo aspetto mi devono consentire un po' tutti i colleghi, ma un po' tutte le città, ecco, alle mie spalle c'è la struttura del nostro ospedale che sicuramente è una delle migliori esistenti in Calabria,
Calabria, dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista interno, da come è stato mantenuto, per la pulizia, tanto è vero che il commissario Cotticelli in visita nel nostro ospedale l'ha definito un piccolo gioiello, perché basta girare per i reparti, per questi corridoi luminosi, ben tenuti, ben puliti, dove si percepisce veramente l'attenzione di coloro che hanno lavorato in questi anni, ma soprattutto la nostra sensibilità e la nostra attenzione, che al di là delle competenze che non sono previste dalla legge per quanto concerne il sindaco, siamo sempre vigili e attenti nel mantenere la nostra struttura efficiente. Direttore. Sì, io volevo chiedere questo al sindaco. Mi sentite? Sì, tu mi senti, Giuseppe? Sì. Allora puoi girare un attimo Sì, l'auricolare? sì. Puoi girare? Se lei vuole, io provo anche ad entrare nella struttura. Proviamo. Sì, proviamo ad avvicinarci insieme al sindaco. Ecco, proviamo un attimo, vediamo questa struttura così in completo, sembra apparentemente un completo abbandono, ma in realtà all'interno ci sono delle luci accese, c'è una direzione sanitaria, ci sono medici, dipendenti. Noi proviamo ad entrare, ma anche per una questione climatica, perché qui il tempo non promette bene, quindi cerchiamo, se è possibile, di entrare all'interno della struttura e avere anche a favore un po' di luce. Sindaco, dallo studio arriva un'altra domanda. Direttore, ci vedete bene? Arriva bene il segnale? Perfettamente. Ok. Perfettamente. Senti Giuseppe, puoi dare un attimo l'auricolare al sindaco? Voglio fare una domanda a lui. Puoi girare a lui l'auricolare, per favore? Sì. Perché intanto saluto Elio Bartoletti che mi ha raggiunto, uno che di sanità ne capisce, della UIL. Da quanti anni ti occupi di sanità? Io sono molto giovane, del 1973. Ecco, posso parlare un attimo col sindaco? Sindaco, intanto la saluto. Sì, salve direttore, buongiorno, la saluto, lei è sempre attento verso il nostro ospedale, ci siamo visti altre volte per parlare. Ha fatto grandi battaglie, abbiamo fatto grandi battaglie insieme. Che cosa sta accadendo adesso? Perché tutto sembra pronto, tutto sembra fatto, tutto sembra, però alla fine poi stringi, questo decreto di apertura è rimasto così, è a mezz'aria ancora, no? Sì, è rimasto appeso, come si suol dire, ma la cosa, lo dicevo prima, per certi versi è paradossale, no? Un decreto del commissario ad acta che non viene attuato dalla direzione aziendale, ricercando le cause ora nella mancanza di risorse, ora nel blocco delle assunzioni, ora nella mancanza di volontà politiche, ora nella burocrazia. Fatto sta che dopo tanti anni ancora noi non riusciamo ad avere il nostro ospedale, così come c'è anche una sentenza che lo ha stabilito che non doveva essere chiuso, e nel momento in cui si dice che non doveva essere chiuso deve rimanere aperto, è chiaro, e anche sotto questo profilo non so di chi è la responsabilità. Fatto sta che sebbene sia stato nominato anche un commissario ad acta per l'attuazione della sentenza da parte del Consiglio di Stato, nella persona del direttore generale del Ministero della Salute, che poi guarda caso è la stessa persona che ha contribuito alla redazione del decreto del commissario Scuri, il vice commissario Andrea Urbani, che è stato nominato commissario ad acta per l'attuazione della sentenza, che non è stata attuata praticamente. Sindaco, conosciamo benissimo questa vicenda, la conosciamo benissimo questa vicenda, l'abbiamo condivisa con lei, abbiamo condiviso le battaglie, abbiamo spinto perché questa gente riveda l'ospedale come un tempo erogatore di servizi sanitari e non varcare la linea di confine della nostra regione e andare in Basilicata e contribuire alla crescita, allo sviluppo della sanità della Basilicata, come è successo per Trebisacce, è successo per Praia a Mare, 2 zone di confine, 2 aree disagiate, eppure
è stato fatto, come dire, è stato messo in atto un decreto scellerato che ha cancellato 2 presidi che funzionavano. Mi pare che Trebisacce funzionasse bene. Chiedo un attimo solo a lei. Come no, certo. Chiedo una battuta a Elio Bartoletti. Funzionava l'ospedale di Trebisacce? No, il sindaco, intanto saluto il sindaco, è una bella occasione per salutarci, parlare di sanità. Ecco, intanto ha definito bene l'ospedale di Trebisacce un piccolo gioiello, così come un piccolo gioiello era l'ospedale di Preammare, perché all'epoca c'era una politica virtuosa nei confronti della sanità. Quando nascevano questi ospedali la filosofia era quella di avvicinare i presidi sanitari ai cittadini. Ora è cambiato il mondo, si allontanano i presidi sanitari, aumenta la migrazione, quindi un ospedale eccellente è stato messo in condizione di non poter produrre, di non esprimere le grandi potenzialità. Ma attualmente, io voglio chiedere al sindaco, attualmente che cosa funziona in questa struttura enorme? Beh, ci sono tanti servizi che funzionano, il servizio analisi, il servizio di radiologia, c'è la dialisi che è un'eccellenza, c'è la lungodegenza che di fatto è una struttura ospedaliera con 5 medici e un primario, c'è il pronto soccorso che eroga, caro direttore, solo nel mese di agosto sono state erogate oltre 3.000 prestazioni. Oltre 3.000 prestazioni nel mese di agosto, così come 2007 a luglio e via discorrendo. Questa conferma dell'esigenza di avere un presidio attivo, quantomeno per le emergenze urgenze. Ci sono altri servizi annessi, perché poi c'è anche il polambulatorio vicino, dove c'è una sinergia anche con i medici della medicina territoriale, e quindi alla fine si riesce così, anche come ora, a soddisfare qualche piccola esigenza. Certo, rimane il problema delle degenze, magari se arriva uno a pronto soccorso, io che non sono un medico, per una colica o per un taglio o qualcosa, deve essere ricoverato negli ospedali SPOC andando a ingolfare i pronto soccorsi, quando ben potrebbero essere utilizzati i nostri medici e le nostre strutture. Quelli della Basilicata in maniera intelligente hanno rafforzato il presidio di Policoro, hanno rafforzato anche gli ambulatori privati. Noi solo per la diagnostica, in base a uno studio che abbiamo, pare che la Regione Calabria solo in un ambulatorio nella vicina Policoro e Novasire paga oltre 500.000 euro per diagnosi, per analisi e radiografie TAC. Ecco, il commissario ha disposto anche l'acquisto di una TAC a Trebisacce, di una risonanza. Ma sono arrivate? Speriamo che almeno queste arrivi subito. Ma sono arrivate queste TAC? Non è arrivato nulla ancora. Dunque, la risonanza è stato disposto l'acquisto, è stato già il primario dello SPOC di Castrovillari, il dottore Perretti, che svolge le funzioni anche a Trebisacce in quanto incaricato, ha già relazionato all'azienda sanitaria e dovremmo avere un riscontro positivo, ma il vero guaio, a mio avviso, il vero problema è di natura politica, che poi la mancanza in questo momento di una dirigenza aziendale, non dico che programmi, ma quantomeno cerchi di mantenere una gestione ordinaria, di mantenere l'esistente, diventa sempre più complicato, e questa la responsabilità è della politica. Io sto dicendo ai miei concittadini, a quelli del comprensorio, che anche in tale direzione dobbiamo fare una riflessione profonda e attenta. Beh sì, bisogna fare una riflessione attenta, però io voglio capire se una persona ha necessità di rivolgersi urgentemente a un pronto soccorso, lì come fa a Trebisacce? Sindaco? Non sento.
Sindaco, mi senti adesso? Direttore, le chiediamo gentilmente se può riformulare la domanda. Ho detto, se un cittadino... l'audio dallo studio, se è possibile, più alto. Sì, se un cittadino di Trebisaccia ha necessità di rivolgersi a un pronto soccorso, lì che cosa deve fare? Come deve muoversi? Il problema è anche questo. Fino ad un certo punto noi abbiamo avuto la presenza degli anestesisti H24, ora da qualche mese sono H12. Io comprendo che c'è mancanza di personale, c'è difficoltà nel reperire le risorse, però non è che uno può scegliere di star male fino alle 8 di sera e poi dalle 8 si chiude, non si garantisce più il servizio di anestesia e rianimazione e deve andare via. Per quello che si può fare fino alle 8 con la presenza dell'anestesista, del cardiologo, dei medici, penso che la stabilizzazione del paziente sia ordinaria, mentre dopo quell'ora, essendoci in ogni caso il presidio del pronto soccorso con medici, con infermieri, con ambulanze, nel caso in cui arrivi un codice rosso viene trasferite all'ospedale Spock più vicino, che sia esso Castrovillari o Rossano. Eppure i cittadini di quest'area pagano le tasse come le pagano dappertutto in questo nostro paese, anzi noi paghiamo ancora di più, però i servizi che abbiamo non sono all'altezza, ma mi guarderei bene. Sono più scadenti. No, mi guarderei bene, ma non perché non abbiamo medici bravi, che i medici sono bravissimi, non perché abbiamo personale che non è all'altezza, ma perché il sistema manca proprio l'idea di sanità, l'organizzazione sanitaria, come prestare ascolto alle istanze della gente, dei cittadini. L'ospedale di Trebisaccia che rimane chiuso per mesi, anni e anni, e nessuno che si sente in dovere di dire ma fammi ascoltare questi cittadini che dicono, fammi sentire questa gente che cosa vive sulla propria pelle. Nessuno, nel silenzio. Concordiamo totalmente, perché poi ecco qua viene meno la funzione della politica, che ha questo compito di ascolto, di sentirsi, di mettersi in sintonia con quelle che sono le esigenze e le istanze dei cittadini. Noi qua a Trebisaccia abbiamo lavorato in questi anni, o meglio combattuto in questi anni nella più assoluta solitudine. Noi non abbiamo avuto l'aiuto di nessuno, né parlamentari né consiglieri regionali, nessuno si è avvicinato in questi anni a sostenere la nostra battaglia. Ecco, io questo è il grido e l'appello che faccio ai miei concittadini: basta, noi dobbiamo avere l'intelligenza e la capacità di scegliere coloro che meglio interpretano le esigenze dei nostri concittadini, coloro che sono in sintonia, coloro che sanno ascoltare. Questo è il ruolo della politica, il compito della politica che deve svolgere. Bene, adesso inoltriamoci dentro. Giuseppe, vediamo se riusciamo ad andare dentro. Io non so se ho la pausa pubblicitaria adesso, penso proprio di sì. Ci dobbiamo fermare? Ancora no. Allora, la parola ad Elio, voglio sentire da lui che idea c'era di Trebisaccia in passato e quella che c'è adesso. Diciamo che l'ospedale di Trebisaccia doveva soddisfare tutte quelle che erano le esigenze di base di quel territorio, quindi la medicina di base lì poteva avere sicuramente uno sviluppo di qualità, perché prevedeva un po' tutte le unità operative complesse dettate diciamo dalle norme che all'epoca vigevano, quindi c'era un'ottima chirurgia, c'era la medicina, c'era l'ostetricia, quindi avevamo una situazione ottimale, per cui questi cittadini avevano uno spazio loro, non andavano, come diceva giustamente il sindaco Munto, vanno ad intasare tutti i pronto soccorsi, sia essi di Rossano, sia essi di Castrovillaro o addirittura di Cosenza, dove alcuni ospedali muoiono perché li fanno chiudere, altri ospedali muoiono perché non ce la fanno. L'ospedale di Cosenza è una situazione... L'ospedale di Cosenza non regge, 130.000 prestazioni e mi dicono anche così non può andare, insomma. E quindi non ce la può fare. Quindi bisogna avvicinare la sanità ai territori, quindi avvicinarle ai cittadini significa che l'ospedale di Trebisaccia deve ripartire, quindi una lungodegenza su Trebisaccia, non la vedo una soluzione, vedo sicuramente una soluzione della medicina, il desarges, la funzionalità del pronto soccorso, gli anestesisti H24,
Ma se non succede questo è inutile mettere la cartella pronto, il tabellone pronto soccorso, diventa un pericolo mettere un tabellone pronto soccorso, quindi dobbiamo garantire che il pronto soccorso sia pronto a rispondere a tutte le emergenze, quindi fa bene il sindaco Munde a fare queste battaglie e non c'è più l'alibi delle risorse economiche per quanto riguarda il personale. Il tavolo Adduce ha certificato che la spesa per il personale è sotto controllo. Dimmi un attimo cosa succede al pronto soccorso di Cosenza prima di andare alla pubblicità. Il pronto soccorso di Cosenza ha una pressione talmente alta che i ritmi imposti a questi lavoratori sono devastanti. Proprio ma il cittadino? Il cittadino, io te lo faccio con un esempio. Se uno ha un dubbio di avere un infarto e va al pronto soccorso di Cosenza, sa che va lì e ci dovrà trascorrere almeno 18 ore. E com'è possibile? Com'è possibile? Perché i tempi tecnici ti dicono questo. Il fatto e se nel frattempo muoio per l'infarto? Nel frattempo io mi auguro... No, come è accaduto il problema mi auguro che questo non debba accadere. Diciamo che l'ospedale di Cosenza ha tutto un apparato e un sistema che ti dà garanzie che sugli altri territori magari non ci sono. Però naturalmente la pressione è altissima. Le aggressioni verso i lavoratori del pronto soccorso, perché il cittadino si vede disperato. Che fa? Chi si trova davanti e diventa il suo interlocutore. Quindi diciamo che è una situazione, se riparte bene il territorio, questa pressione rallenta sull'ospedale centrale. Ma va anche attrezzato, va anche dato delle risposte, certo, ci vogliono più medici, più infermieri, scusa, se no com'è possibile? No, giustamente il sindaco diceva una cosa importante, ci hanno promesso la risonanza, ci hanno promesso... ho capito, promesso, ma sono delle promesse. La sanità cammina ad una velocità altissima, non si può perdere tempo. Probabilmente la risonanza che comprano oggi, fra un anno, è vecchia, è superata, quindi quando si dice mettiamo la risonanza, nell'arco di un mese la risonanza deve arrivare. Io voglio ricordare le battaglie per la PET, le assurdità che avevamo, cioè la gente che andava in giro Messina, Napoli, perché e poi sapevamo che in provincia di Reggio Calabria c'erano due PET acquistate, ma non avevano la struttura. A Cosenza c'era la struttura e non avevamo la PET. Delle cose assurde, diciamo. Va bene, mandiamo la pubblicità, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, torniamo a collegarci di nuovo dall'ospedale di Trebisacce, c'è Giuseppe Greco per noi. Giuseppe, mi senti? Siete andati dentro l'ospedale? Giuseppe, mi senti? Vediamo un attimo di pazienza, quindi quella, insomma, la situazione è quella, bisogna avere un'idea di sanità. Se no bisogna avere un progetto, cioè il commissario, l'attuale commissario dovrebbe presentare un progetto, un'idea di sanità, perché il sindaco citava il DCA 64, ma il nuovo commissario non è che è venuto per attuare le cose del vecchio commissario, però nel contempo, se non ha altre alternative, applicasse quelle cose che sono già attive, perché un DCA si revoca con un altro DCA. Il 64 non ci risulta che sia stato mai revocato, quindi se non è revocato va applicato. Quindi i dirigenti devono avere coraggio, devono applicare le... Dovremmo avere adesso in linea, mi senti Giuseppe? Giuseppe? Sì, direttore. Ecco, dove siete? Abbastanza adesso? Bene. Io posso dire una cosa, direttore, ho provato a fare un giro in questa struttura e in queste stanze dove sto passando io, questo corridoio, non è possibile entrare perché ci sono dei pazienti, ma devo dire la verità, direttore, io qui sto trovando un ambiente veramente pulito, in ordine. Prima stavate parlando di attrezzature, ad esempio, io pregherei
il nostro operatore gentilmente di fare se possibile, ecco, 2 immagini da questa parte. Questo è il pronto soccorso, parlavate di attrezzature, io non so se sono adesso obsolete a 1 anno o meno, però vedo che il sindaco mi fa anche cenno di no, strutture veramente attrezzatissime, direttore, guardate da questa parte che pulizia, che ordine. Mi sembra, da quello che vedo, che sono attrezzature abbastanza nuove, sia come tecnologie sia come sono mantenute. Il sindaco che dice? Il sindaco che dice? Questa è una struttura... Direttore? Sì, dico il sindaco che dice, questa è una struttura, come dire, che se riempita... Direttore, non la sento bene, direttore. Mi senti adesso? Mi senti adesso? Forse devi spostare. Chiederei gentilmente di alzare il volume dallo studio perché arriva bassissima la vostra voce. Allora, intanto chiedo a Massimo Fino di darmi quelle immagini che vedevamo prima. È attrezzata quella struttura? Sì, ma quello è un ottimo pronto soccorso. È una Ritorniamo con la camera sulle di pronto immagini, soccorso. Lì c'è un'ottima equipe che complessivamente fa bene, io direi alla grande, il proprio lavoro. Vedo... almeno per le mie conoscenze, ottimi operatori che stanno dando delle risposte di qualità, ma io vorrei ritornare invece al problema che non ci permette di arrivare alla soluzione dei problemi, cioè la velocità sulla individuazione di quelli che sono i progetti di sanità, dopodiché le risorse. Anche il vecchio commissario Scura fu chiarissimo quando ci comunicò formalmente che la spesa per il personale era sotto controllo, che addirittura indicò una cifra pari a 59 milioni per nuovi investimenti. Ecco, queste strutture vanno riempite di professionalità. Se noi mettiamo le professionalità giuste, l'ospedale decolla, la migrazione diminuisce. Se loro devono smetterla di tagliare, di pensare che tutti i costi della sanità siano il personale dipendente. I costi della sanità sono come dire, gli interessi passivi sui debiti che si vanno ad accumulare. Se si chiudono gli interessi passivi che girano all'incirca su 69 milioni di euro, cioè cade il percorso del commissariamento, perché se noi abbiamo sforato diciamo siamo arrivati con oltre di 169 milioni, se togliamo questi 69 milioni di debito che ci portiamo dietro, rientriamo nel computo economico che ci permette di poter autogovernarci e finisce questa storia del commissariamento. Però non ce la facciamo più tra tra regione. Comandi tu, comando io, faccio io, decidi tu, cioè non è che è possibile, insomma, è uno dei problemi che lei molto intelligentemente non è che può pesare sulle spalle dei cittadini, è una cosa normale che un commissariamento duri 10 anni. Sono 10 anni e anche nell'Unione Sovietica bolscevica, a meno che non, e non voglio pensarlo, a meno che non ci sia un disegno strategico di dire portiamoci su a livello economico si fa per caso, ma 320 milioni di euro all'anno di immigrazione sanitaria, quindi noi finanziamo gli ospedali della Lombardia e magari dell'Emilia Romagna. Questo me lo diceva un mio collega, dice grazie a voi, dice noi. Non lo so, torniamo alle immagini dall'ospedale di Trebisacce. Ecco, Giuseppe, sei in compagnia di? Sono in compagnia dell'assessore Piero Campanella. Campanella, è assessore proprio alla sanità. Mentre stavamo facendo il nostro giro, lui per caso si trovava qui nella struttura. È arrivato appositamente presso l'ospedale di Corigliano Calabro. Perfetto, lui ha ricevuto quindi l'appello del sindaco perché ha invitato istituzioni, ha invitato persone di qualsiasi natura, di qualsiasi entità, perché ricordiamo che con le nostre telecamere cerchiamo di raccontare quello che più può essere di positivo, soprattutto per migliorare, non di distruggere. D'accordo, assessore? Veramente, io ho sentito l'intervista del sindaco che mi viene pienamente d'accordo su quello che ha detto, anche perché io le dico, io sono appena tornato dal mio ospedale
e lì la situazione è anche molto grave. Cioè noi, in quale ospedale? Nell'ospedale di Corigliano. Infatti è uscito oggi un articolo su Yakité che diceva il fatto che stiamo rischiando di chiudere, e secondo il mio parere in effetti bisogna comunque avere il coraggio di prendere delle decisioni, perché in questa maniera non può più andare avanti. Noi siamo operatori sanitari e siamo veramente stanchi di questa situazione. Siamo stanchi di questa situazione perché siamo sotto di personale, molte volte anche l'altro giorno mancavano i guanti, il reparto, ed è una cosa mortificante per noi. Quindi noi, io dico, bisogna in questo momento avere il coraggio di fare le scelte. Le scelte quali sono? Quindi l'applicazione del DCA 64, che vede appunto che purtroppo diciamo, gli ospedali di Rossano e Corigliano devono avere una giusta identificazione, cioè nel senso che o essere carne oppure pesce, perché a questo non ci stiamo più, perché sono tutti i reparti, sta chiudendo il reparto di pediatria, abbiamo difficoltà, io parlo per quello che riguarda anche Corigliano, in ginecologia, hanno delle difficoltà al pronto soccorso che sta per chiudere. E noi insomma siamo in questa situazione. Trebisacce potrebbe essere un ospedale, se aprisse anche la medicina e i vari servizi, potrebbe essere un ospedale che potrebbe decongestionare quelli che sono i centri SPOC che sono super affollati e non riescono a dare più risposte. Insomma. Cioè, questo è il nostro pensiero. Direttore. Bello, tenuto bene, vuoto, completamente vuoto, perché non c'è anima in questo ospedale, no? Cioè, nel senso che dopo tanto tempo anche la gente ha una certa, come dire, resistenza a rivolgersi lì, non si fida, lo percepisco proprio dai lunghi corridoi vuoti che ci sono. Sì. Guarda, verissimo, verissimo. Come dicevo all'inizio, sembrava una struttura abbandonata, completamente in stato di abbandono, eppure poi all'interno ci sono dei risvolti positivi. Addirittura c'è un reparto che mi stanno indicando, vai a vedere, mi fanno segno da questa parte, io invito l'operatore a seguirmi, perché c'è un reparto di medicina da questa parte, già pronto a partire, cioè pronto con tutti i requisiti necessari. Sindaco, ma che cosa bisogna aspettare ancora? Bisogna aspettare che ci diano qualche medico in più, perché ce ne sono in servizio 4 più il primario, mentre ne occorrono, per garantire i turni, ne occorrono almeno 6. Questo è il minimo indispensabile per poter avviare la divisione di medicina, che è una divisione ospedaliera. Addirittura mentre salivamo, direttore, notavamo reparti come psichiatria infantile, o servizi per la psichiatria infantile, ho letto bene? La cardiologia, l'ambulatorio di cardiologia, l'ambulatorio di chirurgia, la psichiatria infantile, che è un servizio unico. Ci sono dei bravi operatori, dei bravi medici, e questo la dice lunga sulla necessità di avere una struttura ospedaliera di appoggio a questi servizi. Ecco, ci hanno aperto, proviamo ad entrare se possibile, ecco, sempre con molta cautela, cercando di rispettare quelli che sono ambienti dove ci sono i pazienti, la privacy delle persone. Ecco, vedete, direttore, non so se arrivano bene queste immagini, c'è un po' di buio come luce, ma penso che arriva bene. Direttore, mi date conferma? Perfettamente, vai avanti, perfettamente. Ecco, guardate che stanze all'interno attrezzate. Entriamo un attimo, ecco, guardate che struttura all'avanguardia, è veramente un peccato. Qualcuno suggerisce, anche il sindaco, siamo a livello di clinica privata, quindi direttore, veramente siamo senza parole per quello che stiamo vedendo con i nostri occhi. Rimanete con le Ci immagini. aspettavamo all'interno magari una situazione di... Rimanete con le sì. rimanete con le immagini, coinvolgo il mio ospite, rimanete lì in ospedale con le immagini. Che hai? Puoi farmi sentire qualcuno degli operatori sanitari? No? Non parlano? Non parlano? Degli operatori sanitari provo perché, ecco, vediamo se c'è qualcuno che vuole
Il dottore Ippolito, abbiamo in collegamento il direttore Attilio Sabato dallo studio con Focus Attualità. Ecco, direttore, c'è qualche domanda dallo studio? Sì, io voglio chiedere questo, dico, questa situazione qui, come la vivono loro, come la percepiscono? Perché, vai. Come vivete voi questa situazione? Dallo studio ci chiedono come vivete questa situazione dell'ospedale, come la state vivendo? La stiamo vivendo nella situazione di una lunga degenza, con i 4 medici a disposizione, che è quello che richiede l'organico. Diciamo che ci troviamo bene come siamo adesso. Quindi non ci sono problemi, cioè non avvertite questa... Per la lunga degenza. Non avvertite questo braccio di ferro? Non avvertite quindi problemi di servizi? Questo braccio di ferro servizi di che genere? Di servizi diciamo della farmacia che non c'è tutti i giorni, di servizi che non ci sono consulenze, una consulenza non so, internistica, cardiologica, anestesiologica, queste sono le problematiche, la chirurgica. Ma c'è una struttura all'avanguardia, ma mancano le risorse umane che ci lavorano all'interno, o comunque sono in un numero inferiore? Un numero inferiore, mancano le consulenze specialistiche per poter avere un appiglio, per avere una esigenza nel parlare di una malattia, di avere aiuto. Questo manca. Quindi praticamente avvertite questo braccio, sì, scusami Giuseppe questa domanda, ma avvertite questo braccio di ferro che c'è tra apertura e chiusura, apertura, ospedale di frontiera, ospedale che deve funzionare così come... Il direttore si chiedeva se avvertite questo braccio di ferro tra apertura e chiusura, questo funzionamento o malfunzionamento insomma della struttura. Noi siamo sempre in vigile attesa che si apra realmente l'ospedale a Trebisacce, e l'apertura dell'ospedale a Trebisacce dovrebbe prevedere una medicina con tutte le consulenze necessarie, un pronto soccorso efficiente, una chirurgia, un pronto soccorso, anestesisti 24 ore su 24, cardiologi, cose che attualmente non ci sono, non c'è neanche la medicina. Per come siamo adesso, lungo degenza, non ci sono grosse problematiche. Se non hanno il supporto a lungo degenza. Ho capito, ma quindi secondo lei funziona o non funziona questo ospedale, così com'è? Quindi secondo lei funziona o non funziona questo ospedale così com'è? Come adesso sì. Come adesso sì, direttore, in effetti, ripeto, noi qui stiamo vedendo una struttura... Stiamo dicendo, no? Allora, se si deve aprire una medicina, se si deve aprire tutto l'ospedale come si deve, allo stato attuale non funziona nulla. Non funziona nulla. Se ci sono tutte le premesse per poter aprire una medicina, ripeto, pronto soccorso, anestesisti, cardiologi, chirurghi, nefrologia, se ci sono tutte queste premesse di aiuto alla medicina e la medicina di aiuto agli altri, allora sì. Senti, Giuseppe, puoi chiedere... Adesso c'è una lunga degenza e per quello che è possibile. Sì, un attimo che... Puoi chiedere per cortesia quanti sono i medici in servizio, quanti sono i paramedici, quanti sono gli infermieri, quanti sono gli OS, insomma il popolo dell'ospedale, da quante figure è formato questo di Trebisacce? Ecco, il direttore mi chiedeva dallo studio quante figure insomma, operano in questa struttura, tra OS, infermieri. Allora, come medici siamo 4, più il primario, poi infermieri, il numero preciso non lo so, penso che sono 16, dovrebbe essere infermieri, 12 quanto, non lo so il numero. Gli OS sono gli 11 infermieri, gli OS 3 OS, più 4 ausiliari. Bene, fermati qua Giuseppe. Come personale diciamo ausiliario, cosa manca? Sì. Fermati qua un attimo, Elio Bartoletti. Ma anche il personale ausiliario. Questi sono i numeri. Diciamo che i numeri legati a questo servizio di lunga degenza corrispondono... Intanto datemi le immagini dell'ospedale. Corrispondono ai parametri, diciamo, ci sono altre strutture che stanno ancora peggio. Ma per ritornare alla problematica della lungodegenza, la lungodegenza se non ha attorno quei servizi essenziali per avere tutte le risposte, parlavamo di neurologia, se non c'è un neurologo sulla struttura che può dare una consulenza immediata rispetto ad esigenze di pazienti allettati da lungo tempo,
quale risultato ti puoi portare a casa in queste condizioni? E ritorniamo alla solita storia. Quindi una lungodegenza ha bisogno di tutte le specialistiche che possano dare le risposte, ma devono arrivare immediatamente, non con calma da un altro presidio, quindi già il significato di allungare i tempi, di far arrivare un medico da oltre 40 chilometri. Ecco, la necessità vera è che questo presidio ospedaliero, per come ha sancito una sentenza del Consiglio di Stato, va riaperto. Ma va riaperto facendolo funzionare dall'ospedale, riportandola all'entità che aveva ante chiusure. Quindi, se questo avviene, se no di che parliamo? Sentiamo Giuseppe, hai degli ospiti vicino a te? Sto continuando il giro, direttore, stiamo andando adesso, ci stiamo recando al laboratorio analisi, mi dicono che è un altro settore che funziona bene, insomma, e serve 17 paesi, sono sempre con l'assessore all'ambiente e alla sanità. Bene, direttore. Funziona praticamente il servizio del laboratorio di analisi, almeno questo funziona. Diciamo che il laboratorio, finché ci terranno il personale, ma guarda che la logica attuale è quella di accentrare il personale su di un'unica struttura. E quindi questo dove andrà a finire? E quindi questo laboratorio ben attrezzato, funzionante, quando prima ci diranno, dice vabbè facciamo un laboratorio unico, e quindi i prelievi confluiranno direttamente lì. Ma e poi continuerà a funzionare questo secondo te o no? No, l'assurdità che noi rischiamo in questa situazione, che questo bel laboratorio ci diranno che è inutile tenerlo perché non è sicuro, perché dipende dal numero degli esami che vengono sottoposti a controllo, e quindi ti diranno no, concentriamo tutti in un'unica struttura, lo mettiamo nell'ospedale di Rossano. Cioè diventa come dire assurdo questo ragionamento. Un giudice ti dice lo devi aprire e c'è qualcuno che nel contempo pensa di trasferire i pezzi, diciamo, di questo ospedale per fare economicità, insomma. Ecco, è una cultura ragioneristica che non paga, perché la qualità non si fa sommando i numeri, la qualità si fa individuando le professionalità. Eccolo il laboratorio, eccolo. Giuseppe, vai. Sì, direttore, sono con il responsabile, qui stiamo cercando di andare un po' in diretta nelle varie Sì, ho capito, vai, ti preoccupare. Sono con il dottore responsabile. Gatto, mi pare, no? Sì, sono il dottore Gatto. Dottore Gatto, sì, abbiamo in collegamento dallo studio il direttore Attilio Sabato con Focus Attualità. Ecco, volevamo capire com'è la reale situazione anche qui in questo reparto. Beh, nel laboratorio analisi, insomma, diciamo che c'è qualche carenza di personale, abbiamo invece di avere gli infermieri al completo ne manca qualcuno, poi si è trasferita una biologa in questi giorni, esattamente dal 1° novembre, non è stata sostituita, quindi un po' di carenza di personale c'è, anche perché questo laboratorio, insomma, serve tutto l'Alto Ionio. In media noi facciamo ogni giorno solo di esterni intorno ai 100 prelievi al giorno, assistiamo anche per quanto riguarda diciamo, le terapie, la TAO, diciamo, con l'INR, tutto l'Alto Ionio, sono quasi 500 persone, e quindi in qualche modo dobbiamo supplire a questo con un lavoro, insomma, io devo ringraziare tutti i tecnici, tutto il personale che si sta veramente dando molto da fare a lavorare per soddisfare tutte le esigenze del territorio. Senti Giuseppe, puoi chiedere al dottore che ha visto, diciamo, questo ospedale nelle varie fasi, no? Nel momento in cui era in piena attività, poi la fase di depauperamento e adesso a quella dell'attesa, chissà cosa diventerà l'ospedale di Trebisacce. Ecco, mi piacerebbe sentire lui come la sta vivendo questo continuum di attenzione, a volte esistente e a volte mancante dell'ospedale di Trebisacce. Come state vivendo queste esistenze o a volte delle mancanze qui nell'ospedale di Trebisacce, visto che voi comunque conoscete da anni questa struttura e questi reparti? È chiaro che non è più la stessa cosa rispetto a qualche anno fa, quando, diciamo, la struttura funzionava a pieno.
In questo momento diciamo che funziona i servizi, il laboratorio e la radiologia, il pronto soccorso, poi ad esempio la cardiologia ormai è diventata quasi, c'è una sola unità, più qualche altro che viene a giorni alterni, non esiste più la chirurgia, adesso il dottore Sant'Agata è andato in pensione, è rimasto soltanto il dottore De Santis, la medicina non riesce ad aprire anche se il reparto è stato ristrutturato ed è un bellissimo reparto, perché sembra che manca ancora qualche unità diciamo medica, anche se sono arrivati altri 2 medici. La lungodegenza funziona, diciamo, cioè la situazione più o meno diciamo, è questa, anche se dobbiamo dire c'è la fisioterapia al secondo piano, la dialisi. Queste sono le cose che in questo momento in questo ospedale funzionano. Certamente la gente si aspetta molto di più, insomma, si aspetta che questo, essendo un ospedale di zone disagiate, dovrebbe essere in qualche modo autonomo. Questo non lo è e insomma la gente si aspetta che qualche cosa si muova in questo ospedale, che possa riassumere, diciamo, ciò che qualche anno fa rappresentava per tutto, come punto di riferimento di tutto l'Alto Ionio. E ciò che merita soprattutto questa struttura. Chiedi se il dottore... La struttura è molto bella anche dal punto di vista come struttura vera e propria, facilmente raggiungibile da tutti, diciamo, quindi noi ci aspettiamo che questa struttura ritorni a funzionare come merita l'ospedale, merita per tutto quello che stanno facendo anche il sindaco, diciamo, e tutti, diciamo, la gente che ci chiede di poter usufruire di tutti i servizi e di tutto l'ospedale. Senti, insomma, Giuseppe, vogliono fortemente, direttore, questo ospedale. Sì, Giuseppe, sì. Puoi chiedere al dottore onestamente se lui ci crede al progetto di rilancio di questo ospedale? Lo devi chiedere proprio onestamente. Direttore, lei ci crede, dottore, lei ci crede onestamente al rilancio di questo ospedale? Diciamo che io me lo auguro, anche se le promesse fino adesso diciamo, sono state mantenute poco o niente, insomma. Io mi auguro che da oggi in poi si possa cambiare registro e possa ritornare ad essere un ospedale, anche perché la struttura è disponibile per avere tutti i reparti possibili, perché chi la vede che diciamo, se lei fa un giro nei vari piani dell'ospedale si vede che sono belli, però sono vuoti. Vorremmo riempirli di contenuti, insomma, e i contenuti sono quello che la gente si aspetta, cioè i contenuti sono la professionalità, i medici e i reparti. Bene, Giuseppe, noi dobbiamo chiudere qui perché lo spazio a nostra disposizione è terminato. Ti ringrazio i tuoi ospiti, hai fatto un bellissimo lavoro, grazie al nostro Massimo Fino che ha curato le immagini che avete visto. Chiamo il sindaco allora qui vicino a me per i saluti finali e per ringraziarlo di questa opportunità ci ha dato per poter visionare con i nostri occhi, con le nostre telecamere. Puoi dire al sindaco che noi siamo sempre pronti a sostenere le battaglie della gente, dei cittadini, quindi siamo a fianco di chi giustamente protesta per un servizio che insomma deve usufruire, perché non è possibile rimanere così. Sindaco, siamo in chiusura, ma il direttore ci teneva a sottolineare ancora una volta che noi siamo pronti e siamo sempre disponibili per sostenere chi come lei, come queste persone che stiamo vedendo così operose all'interno di questa struttura per combattere e cercare di raggiungere degli ottimi risultati. Quindi non vedeteci mai come dei nemici, vedeteci sempre come persone pronte a darvi supporto e a dare voce. Noi domani siamo a Roma, io sono nella delegazione col Presidente della Conferenza dei Sindaci, col Presidente dell'Anci. Io ho posto all'ordine del giorno il problema della sanità in Calabria, che è ormai un'emergenza dal Pollino allo Stretto, ne abbiamo discusso in Consiglio regionale Anci, ne abbiamo discusso alla conferenza
provinciale dei sindaci, col presidente Stasi e con Callipo abbiamo chiesto un intervento e un incontro col Ministro. Domani noi andremo a Roma per parlare ancora una volta dell'emergenza sanitaria in Calabria, per cercare di risolvere qualche problema, perché alla luce di quel famigerato decreto la situazione, anziché migliorare, è peggiorata, ma andremo anche per porre in evidenza come dire, la cosa abnorme che riguarda il nostro ospedale. Con due provvedimenti, uno amministrativo e uno giurisdizionale, non si riesce ad attuarlo. Bene, chiederemo anche un intervento esplicito del Ministro in tal senso. Grazie Sindaco, siamo in chiusura. Direttore. Giuseppe, puoi dire all'operatore di farmi una panoramica generale? So che c'è anche altra gente che segue questi tuoi collegamenti. Sì, possiamo fare una panoramica verso le persone che ci stanno seguendo. Possiamo farle vedere le persone nei vari reparti, che sono lì, ecco, perché penso che ci sia anche... Lo sentiamo qualcuno dei cittadini che cosa pensa? Proprio 30 secondi. Un cittadino, Giuseppe. Allora, i cittadini sono rimasti dietro la porta. Vabbè, uno solo, in questa fase... Uno solo, puoi prendere uno solo, guarda. Allora, questa struttura Trebisacce, come la sta vivendo? Lei è di Trebisacce e di questo posto? Io diciamo che non sono di Trebisacce, però frequento Trebisacce. Frequento Castrovillari, frequento Rossano, frequento Cosenza, conosco bene la realtà della Calabria, bene la realtà dell'Alto Ionio e anche quella sanitaria. C'è da fare alcune considerazioni, che non c'è la volontà politica di risolvere il problema della sanità. Ed è prettamente una volontà politica. Io sono d'accordo con i sanitari, con i medici, quando si lamentano di una carenza, di una mancanza di supporto valido per poter risolvere il problema della sanità. Noi cittadini non ne possiamo più. È necessario che una volta per tutto questo problema sia preso di petto. Bene. Abbiamo un problema che è grossissimo, quello della sanità. Bisogna focalizzare attenzione. Il problema nasce dalla mancanza di un piano sanitario ad hoc. Il commissario non è in grado, ormai questo lo si capisce benissimo, lo capiscono tutti, non è in grado di mandare avanti questa situazione. Grazie, ne riparleremo sempre qui da Trebisacce, siamo in chiusura, io devo chiudere, quindi direttore restituisco la linea allo studio e ne riparleremo sempre qui da Trebisacce, magari anche prossimamente quando ritornerà il sindaco da Roma per aggiornamenti e news. Grazie a voi. Grazie. Allora Elio, situazione di questo tipo, una struttura così bella, vuota. Qualcuno però ci deve dire se va riempita oppure... Comunque non ci sono più alibi, le condizioni per mettere il personale adesso ci sono, il tavolo è a duce. Ma dico io, si deve assumere però, no? Cioè, se non assumi non migliori mai i servizi. Allora, non si può, una cosa che abbiamo chiesto al Ministro Speranza è quella di togliere l'alibi del commissariamento, perché il commissariamento non significa che dobbiamo tenere sotto organico le strutture. Le strutture vanno riempite di personale di alto profilo per far ritornare i cittadini che emigrano. È una cosa gravissima mandare i nostri cittadini a curarsi fuori e lì troveranno i medici calabresi, quando noi siamo in grado di avere i grandi medici e le grandi strutture. Ci vuole un cambio di passo. Assumere, abbiamo bisogno di medici, di infermieri, di OS, abbiamo bisogno di gente, perché sennò come funziona una struttura? Come fai a organizzare i servizi? Come dai risposte ai cittadini? Capisco tutto, i conti in ordine, perfetto, preciso, va bene, però in tutti questi anni non si è mai assunto, non c'è stato il turnover, non c'è stato sempre il blocco del turnover, adesso c'è anche quota 100, molti reparti in tutti gli ospedali della Calabria verranno svuotati, però nessuno fa nulla. Allora il Ministro Speranza, va bene, sei in carica da 2 mesi, 3 mesi, adesso comincia anche tu a mettere mano alla situazione calabrese che è davvero deficitaria. L'alibi è caduto, è finito le risorse ci sono. È finito tutto. Quindi. Grazie a Elio Bartoletti, grazie a quanti ci hanno seguito. Speciale Sanità, ci vediamo martedì, un altro ospedale, un'altra situazione da vivere insieme. Arrivederci.